Benvenuti ad AgriNews, il nostro TG dedicato all'agricoltura. Ancora una volta in apertura vi vogliamo parlare di prezzi perché l'embargo indiano ha letteralmente fatto schizzare i prezzi del grano a livelli mai visti. Qualche giorno fa è stato infatti battuto il record assoluto sul mercato europeo, chiudendo a 438,25 euro per tonnellata, dopo l'annuncio da parte dell'India dell'embargo all'export di grano per garantire la sicurezza alimentare interna. L'India, da cui l'Italia non importa direttamente grano, è uno dei principali produttori mondiali. Ora lo stop all'export mette a rischio 10 milioni di tonnellate di prodotto che il paese avrebbe dovuto immettere quest'anno sui mercati internazionali. Oggi vi vogliamo parlare dei controlli transfrontalieri che vengono effettuati a Porto Marghera, in particolare sui container con le patate importate dall'Egitto. Sono circa 350 all'anno i container di patate provenienti dall'Egitto in arrivo al porto di Venezia. Patate che vanno sottoposte obbligatoriamente al controllo degli ispettori del servizio fitosanitario per escludere la presenza del batterio Ralstonia solanacearum. Direi che rischi alimentari per la salute umana non ce ne sono. Il problema di Ralstonia solanacearum è un problema di carattere fitosanitario. Pertanto la garanzia dell'assenza della Ralstonia serve soltanto a scongiurare che questo organismo nocivo possa essere eventualmente trasmesso all'interno dell'Unione Europea e poi creare problemi alle coltivazioni di patata che sono in Unione Europea. I controlli pertanto vengono fatti in questo caso per le patate provenienti dall'Egitto perché l'Egitto è un paese dove la presenza di Ralstonia solanacearum è stata verificata e non è ancora eradicato. Ogni spedizione è divisa in lotti e ciascun lotto deve essere sottoposto a campionamento. Si parla di un campione di 200 tuberi per ciascun lotto e all'interno di ciascun lotto almeno un lotto rappresentativo per ogni bacino di coltivazione deve essere soggetto ad analisi di laboratorio. Qui abbiamo proceduto a tagliare un sacco di 200 tuberi che costituisce un campione di ogni lotto. Abbiamo verificato che queste patate sono sane in quanto l'anello vascolare è privo di sintomi, in questo caso imbrunimento e presenza di essudato, che in questo caso non si nota. Noi, dopo aver fatto la verifica qui da noi del taglio delle patate, quindi del sintomatico, aspettiamo il rapporto di prova del laboratorio che ci fornisce un risultato negativo. Quando abbiamo il risultato negativo del laboratorio, noi allora possiamo svincolare la merce. In queste settimane si moltiplicano gli avvistamenti di cervi, caprioli e daini che popolano in quantità tutta l'area del Veneto orientale, tra San Donà, Jesolo, Cavallino, Caorle e il Porto Gruarese. Un fenomeno sempre più evidente con incursioni che creano non pochi disagi anche dal punto di vista della sicurezza stradale. A inquadrare il fenomeno è Paolo Pagnani della Direzione Agroambiente della Regione del Veneto. Una volta arrivati questi ospiti, spiega l'esperto, bisogna pensare a come gestirli perché non diventino un problema e non creino danni alle colture. Tra le cause di questi spostamenti a mare vi è in primis il cambiamento nella conformazione del territorio, causato in parte dalle modifiche infrastrutturali, opere come vie di comunicazione che modificano la fisionomia del territorio e in parte dalla mancata gestione delle aree boschive. Ora diamo spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Le temperature tornate sopra la media e le scarse precipitazioni non favoriscono il diffondersi delle malattie fungine sulle principali colture in atto, ma attenzione all'oidio che nelle attuali condizioni è il patogeno con le maggiori potenzialità di sviluppo. Per la prossima settimana si prevedono precipitazioni nel complesso in linea con quanto avviene di norma nella prima metà di giugno, mentre le temperature caleranno nei prossimi giorni per poi risalire di nuovo, superando le medie stagionali. Come sempre non mancano anche i consigli della cucina con il nostro esperto Alessandro Mazzone.
Oggi andiamo a presentare un piatto della tradizione veneta, in particolare oggi serviremo i bigoli in salsa con una piccola variazione che ci siamo permessi. Utilizzeremo una fantastica burrata di Borgoluce e andremo ad aggiungere un pizzico di lime fresco. Andiamo a preparare questo piatto cominciando a pelare le cipolle, tagliandole finemente e le poniamo in padella con un pizzico di olio e aggiungiamo le acciughe. Andiamo poi a frullare il tutto. Aiutandoci con un mestolo andremo a fare un nido da riporre sul nostro piatto. Terminiamo il piatto con la nostra burrata Borgoluce e questo zest di lime che grattugiamo fresco. Andiamo ad abbinare un altro vino dei nostri fantastici coniugani, parliamo del Fiori d'Arancio Secco 2017. Grazie mille della vostra attenzione. AgriNews torna nella prossima puntata e mi raccomando seguiteci anche nei nostri canali social.